non riusciamo a trovare un dialogo serio con il gestore. Abbiamo provato come si utilizza a utilizzare il dialogo, non ce l'abbiamo fatta e quindi siamo stati costretti a proclamare 4 ore di sciopero. Dunque, dalle 14 alle 18 di venerdì i dipendenti dell'aeroporto Marco Polo incroceranno le braccia. Da tempo attendono risposte che però non arrivano. La ripartenza del traffico ha scoperto e ha scoperchiato alcuni temi organizzativi e di carichi di lavoro. Questo sistema sta creando dimissioni a raffica. Le dimissioni sono, diciamo così, importanti perché riguardano vari settori e vari competenze e questa cosa qua ci preoccupa perché a lungo andare potrebbe creare dei problemi operativi allo scalo. Il messaggio dei lavoratori di cui il sindacato si fa portavoce è chiaro. Siamo convinti che possiamo trovare assieme delle soluzioni, basta avere la volontà di trovarle.